Si chiama Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli ed è abbreviato è CIMLA. È un organismo che fa i 60 anni di attività e ne parliamo con il presidente Guido Zama, è da poco insediato, un festeggiamento che non vuole essere solamente un ricordo di quella che è stata la Cassa che ha dato vita a diverse attività, però vuole fare anche il punto della situazione, ma soprattutto guardare il futuro. Innanzitutto, che cos'è la CIMLA e che cosa fa? Sì, come giustamente veniva prima detto, la CIMLA è un organismo che ha il compito di poter integrare i lavoratori agricoli che hanno infortuni o malattie con un importo economico derivante dai versamenti che le aziende fanno, le aziende datoriali, proprio per assicurare ai loro lavoratori una situazione di integrazione reddituale completa in caso che si trovino con malattie e infortuni. È un'istituzione che, come veniva detto, ha fatto 60 anni, a dimostrazione del ruolo e della lungimiranza che hanno avuto i loro costitutori di questo organismo e della capacità e della forza che hanno dato in questi tutti anni che si sono passati, succeduti, nel rimanere salda, unita e per dare queste risposte. Fare 60 anni è un passaggio importante, ma come veniva detto non ci vogliamo fermare qui, vogliamo andare oltre, vogliamo assicurare tramite questo organismo anche una proiezione futura che va più che a indennizzare malattie e infortuni, a prevenire e a informare i lavoratori e le aziende, proprio come l'obiettivo di cercare di ridurre il più possibile eventuali infortuni e malattie e quindi cercare di essere operativi a monte e non più a valle. Quante aziende abbraccia? Al momento sono 1950 aziende. Abbiamo un valore di giornate lavoro che si avvicina al 1.000.000 di giornate di lavoro, quindi è una cosa importante e con queste giornate noi ricaviamo quella quota di reddito che noi mettiamo a disposizione per eventuali infortuni. Ce ne sono stati 547 nell'anno 2022, l'ultimo anno di riferimento. Abbiamo dato contributi per integrare questi infortuni per quasi 250.000 euro e questo è un percorso che nel tempo è stato assicurato e vorremmo farlo anche nel futuro. Un incontro che ha coinvolto molte istituzioni, dall'INPS all'AUS, alla prefettura, all'INAIL, ed è emerso coralmente la necessità di fare formazione e informazione, cosa che voi avete auspicato e che porterete avanti? Sì, intanto oggi per me è stata una giornata molto importante perché intorno a tavolo c'erano le principali istituzioni che presidiano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione nei luoghi di lavoro, oltre che la regolarità, e ho trovato un clima secondo me molto positivo che proverò a valorizzare nei prossimi mesi per creare quelle sinergie che sono necessarie per superare quegli ostacoli che quotidianamente andiamo a incontrare. Veniva prima richiamato nell'ambito del convegno il tema della regolarità delle domande, della qualità delle domande. Ecco, molte volte la burocrazia genera documenti su documenti, può capitare che qualcosa venga presentato in maniera non corretta o non puntuale. Ecco, con l'istituzione vorremmo creare quel meccanismo di qualità di lavoro su questo tema della burocrazia che permette di avere pratiche complete in modo tale che l'iter istruttorio sia il più veloce possibile e le persone che devono avere la loro indennità di malattia o di infortunio l'abbiano il prima possibile. Una rete di qualità che la vuole promuovere, costituito da parti sociali e da istituzioni. In che cosa consiste e quali sono le finalità? Allora, la normativa prevede che le istituzioni dove l'INPS rappresenta una parte attiva perché oltre a promuovere la costituzione di questo comitato che è composto da istituzioni come la prefettura, l'agenzia delle entrate, l'ITL, l'INAIL e le parti sociali svolgano a seguito del fatto che c'è una piattaforma dove le aziende del mondo agricolo alimentare possono iscriversi, possa cercare di attivarsi per far sì che questa iscrivibilità venga promossa da quelle aziende che nel rispetto dei pieni principi della competitività possono avere una certificazione
rispetto proprio alla normativa della regolarizzazione contributiva, piuttosto che l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale o di quella provinciale, nel caso specifico di Modena. A Modena abbiamo circa il 15% delle aziende che operano sul territorio che si sono già iscritte, e indipendentemente dal fatto che si era costituito questo comitato, e è un modo per poter testimoniare che si tratta di aziende sane e che vogliono operare nel rispetto delle normative vigenti, sia giuslavoristiche che quelle tipicamente di sicurezza e di prevenzione sul lavoro, e il comitato che già si è insediato da un punto di vista formale, prossimamente, a seguito anche della nuova nomina del prefetto di Modena, attiverà un incontro per individuare con le parti sociali quali possono essere le campagne di promozione e di pubblicità rispetto alle aziende che ancora non si sono iscritte, e anche individuare quelli che possono essere gli elementi o gli interventi da poter fare in modo più precipuo sul monitoraggio dei parametri che rispetto alle aziende che sono già iscritte debbono essere rispettati. Quali sono le malattie e gli infortuni che più spesso vengono così riscontrati all'interno delle imprese agricole? Ma sicuramente le malattie appunto a carico dell'apparato muscoloscheletrico, soprattutto ernie discali, ma poi abbiamo rilevato da una visione della nostra banca dati statistica, l'ultima appunto quella con i dati consolidati al 2022, che si riscontrano molte malattie professionali non tabellate, cioè quindi malattie per le quali occorre appunto dimostrare il nesso, diciamo, di causalità dell'origine professionale, e che appunto probabilmente trattasi di malattie dermatologiche o derivanti da esposizione da radiazioni ionizzanti, da contaminazioni appunto di utilizzi, diciamo, agricoli. Ecco, questo sicuramente è un dato rilevante per la provincia appunto di Modena. Rispetto agli anni scorsi, quali sono, diciamo, le patologie che più si sono manifestate in base anche ad esempio al cambiamento climatico, un'esposizione al sole maggiore, un caldo maggiore? Sì, sicuramente appunto quello che dicevo prima, che proprio il cambiamento climatico, che è sicuramente incidente, fortemente incidente in un ambiente di lavoro quale può essere un campo agricolo all'aperto, quindi queste stagionalità con tratti forti o di forte calore o di forte appunto intensità dei fenomeni appunto meteo, ha sicuramente favorito quello che dicevo prima, malattie che hanno a che fare con l'esposizione, quindi l'esposizione proprio all'aria. Quindi sicuramente poi rimane ovviamente sul fronte infortuni, rimane sempre rilevante, utilizzando appunto gli operai agricoli, i trattori, per lo più i trattori e macchinari appunto molto pesanti. È chiaro che le cadute dal trattore, gli scivolamenti, come dire, il ribaltamento, queste sono cadute che per esempio sul fronte infortuni sono abbastanza frequenti. Quindi infortuni legati alle attrezzature, sì, alle meccanizzazione agricola. Sì, alle attrezzature, perché magari le malattie professionali hanno un'origine lenta e progressiva, quindi non hanno il fattore di rischio immediato, e quindi quelle sono, diciamo, hanno origine più da fatti spesso che sono esterni al macchinario. Al macchinario può anche essere un'altra malattia professionale, potrebbe essere anche quella da movimenti ripetuti, quindi da utilizzo del trattore o comunque dei dispositivi del trattore in maniera, anche perché i trattori hanno una rumorosità elevata, quindi anche quelle
possono sicuramente essere fattori di rischio elevati. Dottor Ferrari, quali sono le cause principali di infortunio nell'ambito delle imprese agricole? Le imprese agricole purtroppo pagano ancora un prezzo molto alto di infortuni, anche gravi e mortali. La causa più frequente è l'utilizzo del trattore agricolo, quindi gli infortuni mortali sono prevalentemente dovuti a incidenti col trattore, in particolare ribaltamenti. Altri infortuni che abbiamo avuto quest'anno sono schiacciamenti dovuti alla caduta delle rotoballe e anche questo è un aspetto su cui è importante la massima attenzione nella gestione appunto dei depositi dei fienili, perché purtroppo nel nostro territorio e anche in altri territori sono capitati questi infortuni gravissimi, a volte anche mortali. Per quanto riguarda gli infortuni agricoli da trattori, è stato avviato dalla nostra regione un piano mirato di prevenzione all'interno del piano regionale della prevenzione che prevede proprio di migliorare la sicurezza di questi mezzi attraverso l'applicazione di una serie di buone prassi che sono state raccolte in un documento e le aziende agricole interessate sono invitate ad aderire a questo piano di prevenzione. Aderendo ricevono dall'ASL, in particolare appunto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, una formazione su questo documento e su queste buone prassi per l'utilizzo dei trattori agricoli, ricevono un percorso di supporto e assistenza per appunto applicarle e quindi migliorare la sicurezza nell'utilizzo di questi mezzi che ahimè ancora spesso causano infortuni. Quindi potenziare e sviluppare la formazione oltre che l'informazione. Sì, esatto. Anche un altro aspetto che riscontriamo nella nostra attività di vigilanza, perché il servizio PSAL è anche organo di vigilanza, è proprio la carenza o insufficienza della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è un obbligo previsto dalla normativa specifica e dal decreto 81. Quindi anche su questo è necessario un impegno e su questo anche le associazioni di categoria possono dare un contributo, anche la CIMLA può dare un contributo, come emerso anche nell'incontro di oggi, proprio per cercare di sviluppare percorsi di formazione che le aziende devono realizzare nei confronti dei loro lavoratori, perché è essenziale ovviamente per garantire anche corretti comportamenti, corrette modalità di lavoro, è necessaria una formazione adeguata. Quindi anche su questo si deve lavorare. Anche noi come azienda USL stiamo lavorando da anni, abbiamo prodotto una serie di materiali didattici utili per la formazione, che sono disponibili anche sui siti aziendali, che possono costituire un supporto importante. Poi siamo a disposizione delle associazioni e della CIMLA per collaborazioni proprio per migliorare questo aspetto fondamentale per garantire la sicurezza nel lavoro agricolo.